Se dovessi descrivere Sopraia in una parola, è il futuro. Sono Salvatore Grizzanti, direttore generale del gruppo Open Baladen. Sono Cristian Benoni del Rio e sono l'executive chef di Open Baladen. Sono Sola Michela, sono operation manager del gruppo Open Baladen. Siamo il gruppo che all'interno della galassia Baladen e quindi del primo produttore nazionale di birra artigianale gestisce i locali, quindi la ristorazione, i pub ad insegna Open Baladen. Ci troviamo all'interno del Baladen Open Garden, la cascina accanto al nostro luogo di produzione, al nostro birrificio qui a Piozzo nelle Langhe, ed è diciamo il nostro flagship, pur non essendo su una high street italiana, ma essendo in un luogo immerso nella natura. Io entro nel mondo della ristorazione poco più di 10 anni fa, faccio delle esperienze all'estero, inizio ad aprire i primi locali come manager da Torino sotto il marchio KFC. Successivamente nell'azienda Doppio Malto come direttore sviluppo mi occupo appunto dello sviluppo della catena. Poco più di un anno fa approdo in Open Baladen con la voglia di fare un salto di qualità in termini di artigianalità, con la voglia di prendere un progetto a 360 gradi per poterlo scalare e portarlo appunto in altri territori al di fuori del Piemonte. Open Baladen nasce dall'idea di Teo di promuovere il mondo delle birre artigianali in Italia. Nasce nel 2009, un momento in cui i birrifici artigianali non erano così tanti come oggi. Quindi Teo Musso, quando decide di aprire i primi Open Baladen, decide di portare la birra italiana, ma non solo italiana, artigianale italiana, di piccoli o medi birrifici all'interno di un pub che appunto voleva essere promotore del movimento. Oggi Open Baladen da un anno a questa parte è un format che sta subendo una standardizzazione, che è una standardizzazione di qualità, nel senso che noi vogliamo portare tutta quella che è la qualità che riusciamo a esprimere nei nostri locali in giro per l'Italia e chissà un giorno magari anche fuori dai confini. La prima sfida quest'anno è stata quella appunto di convertire un gruppo che aveva locali gestiti appunto con delle logiche locali, quindi con anche liste di acquisto variegate, con operation anche un po' diverse da locale a locale, e portarle sotto un unico cappello degli unici standard operativi che culturali, e quindi creare un modello di business che sia innanzitutto efficiente per i locali esistenti a livello appunto di controllo dei costi e di aumento della marginalità, e poi scalabile per essere portato anche in altre città italiane. Open Baladen in questo anno si è concentrata sull'organizzazione lavorativa, quindi siamo partiti inserendo Cristian, che è l'executive chef del gruppo, che prima non c'era. Abbiamo assunto delle figure di supporto, quindi ci siamo concentrati sul marketing, abbiamo inserito un HR, le figure di amministrazione, mentre prima ogni locale era a sé stante e aveva nei soci la figura che ricopriva tutti i diversi ruoli. Un cliente dovrebbe entrare in un Open Baladen perché diamo un'esperienza a mio avviso unica. Siamo un brand che produce grandi birre e nonostante questo si apre ad altre birre proprio perché vuole essere promotore della birra artigianale italiana. Abbiamo uno chef che ha preparato delle ricette veramente di alto livello per un casual dining, quindi abbiamo un ottimo rapporto di qualità-prezzo. Credo che in un Open si crei un clima unico che di convivialità e di apertura appunto è sempre più raro nel mondo della somministrazione. Baladen è sempre stato un contenitore di cose, è sempre stato quello Baladen, quindi a noi piace mischiare il Piemonte con magari il Medio Oriente, ma perché il nostro fondatore Teo Musso è così, è un agglomerato di culture, no? Anche nella birra lo rispecchia, quindi le spezie, la parte di profumi, quello che ti dà la birra noi cerchiamo di riproporlo anche nelle cucine. Io ho conosciuto Sopraia durante un evento di settore e li ho contattati un po' per curiosità in realtà. Noi in quel momento lì stavamo guardando
guardando fuori per capire chi poteva esserci di supporto in questo progetto di espansione, di standardizzazione, e devo dire che anche facendo una gara con altri interlocutori si è rivelato il partner che più si è messo in gioco, anche accettando una sfida. Sappiamo bene che riguardo le forniture c'è sempre una complicanza in più quando si è in Italia, perché viviamo in un paese lungo, stretto e spaccato in due da una catena montuosa, no? La logistica in questo paese è sempre una sfida. Devo dire che noi abbiamo trovato in Soplaia un partner che ci ha permesso in un tempo relativamente rapido di poter portare lo stesso paniere di acquisti da Roma a Cuneo. Lo scetticismo iniziale verso Soplaia di fondo un pochettino c'era, ma è stato superato abbastanza velocemente con il fatto che ci siamo resi conto che avevamo sempre un interlocutore. Quello che per noi era importante era passare da aziende magari piccoline che ci hanno seguito in questi 30 anni di ristorazione a un unico referente che però avevamo paura che sparisse dietro la tecnologia. Vado a fare l'ordine sul cellulare e ho perso qualsiasi rapporto con quello che è il mio fornitore. In realtà con Soplaia ci siamo resi conto che non è così, nel senso, quello che ci fa piacere, no, è il fatto di avere comunque un costante controllo e monitoraggio da parte di persone fisiche con il quale poi si crea un rapporto, no? È cambiato molto, diciamo, l'impegno sul punto vendita del personale, no? Perché tu mandi l'ordine col cellulare, non è solo quello la parte figa, no, di Soplaia, è il fatto che tu dedichi una persona per quel giorno che sai che scarichi, ma poi è finito. Non è che non hai bisogno di pensare cavolo, domani mattina mi arriva Tizio, dopodomani mi arriva l'altro, il pezzo che ordino mi arriva settimana dopo. È tutto molto sotto controllo, quindi è difficile perdere tempo. Quando dobbiamo inserire dei nuovi prodotti in menu, chiamiamo Soplaia, gli diamo le nostre idee e lasciamo che loro ci suggeriscano i prodotti che hanno già in piattaforma. Se i prodotti che chiediamo non sono presenti in piattaforma, facciamo la ricerca di nuovi fornitori e andiamo a inserire il prodotto. Tra l'altro un'attività che abbiamo all'ordine del giorno, stiamo integrando l'app di Soplaia al nostro gestionale di ordine magazzino, così da avere sempre prezzi e quantità allineate tra i nostri ordini, i nostri magazzini e ciò che sono poi i prezzi e i prodotti su Soplaia. Quindi questo ci aiuta e ci aiuterà sempre di più ad avere controllo del food cost, ma anche controllo dei valori di magazzino, e sappiamo quanto è importante oggi in cui il cash flow è sempre più king, no? Nelle decisioni dei manager. Soplaia per me è unica perché ci permette intanto di cucinare, raccontare e mangiare tutti la stessa materia prima. È unica perché ci ha permesso di risparmiare del tempo e di avere gli ordini tutti a portata di mano. Noi veramente non eravamo abituati a pensare di poter portare lo stesso prodotto con le stesse modalità in tutte le nostre cucine, no? Quindi questa cosa qua è stata una cosa per noi da marziani, no? Perché sono quelle cose che veramente ti sogni, ma dici vabbè, chissà chi è che fa un mestiere del genere. Sono Michela di Open Baladen e anch'io sono Soplaia. Sono Christian di Open Baladen e anche io sono Soplaia. Sono Salvatore di Open Baladen e anch'io sono Soplaia.